Oh, la sveglia. Un bambino di 14 anni. Ieri l'altro ieri. Perché grande? Ci morì un mister di fa un pazzo, ci è morto fra le braccia. Sei emozionata A Napoli. per la tabella. Ed era una promessa che già l'aveva guardato la Juve. Eh sì. Non si può parlare da fotografia, Maria. No, i giornalisti sono. Buonasera, benvenuti dal campo comunale Concordia di Monreale, benvenuti alla 21esima giornata di Giovanissimi Under 14 tra Cus Palermo e Calcio Sicilia. Dopo un minuto di raccoglimento tra le due squadre comincia ufficialmente questa 21esima giornata di Giovanissimi Under 14. Oggi giornata piovosa come le ultime giornate qui sul campo comunale di Concordia di Monreale. Benvenuti da Filippo Longi, quindi di nuovo oggi unico appuntamento di questo sabato pomeriggio sui nostri schermi. Il tifo Voce del Campo, siamo giunti ormai alla fine di questa stagione, proprio ai titoli di coda. Dovrebbe essere questa la penultima partita di campionato, poi successivamente soltanto lunedì pomeriggio alle 3:30 per la gara di Juniores Regione Under 19. Questi sono gli appuntamenti un po' poverelli di questo fine settimana. Tanto entriamo qui in partita, entriamo in campo, questo in maglia rossa, Calcio di Sicilia in maglia nera. Ricordo in quanto siamo in categoria giovanissima del 14, saranno due tempi da 35 minuti. Cambia tutto sul lato del giocatore Di Maio, mai numero 7, prova andare avanti a servire, la palla ritorna dietro che può essere spazzata via in mezzo al campo, resta ancora un po' contro Di Maio cercando in copertura, deve recuperare Di Maio, c'era il 9, si sgancia il giocatore mai numero 4 Birriolo. Da qui non vedremo oggi perfettamente, siamo riparati dalla pioggia. Comunque è rimessa con le mani che sarà per il Cus Palermo, pronto a battere Federico, il maglia numero 2 per le ragazze di Mister Armanio. Sono emozionata per questo, per la partita. San Martino tenta di girare, non riesce, ultimo tocco è stato in maglia rosa, è rimessa con le mani che sarà per il Calcio di Sicilia. Sarà battuto qui sotto i nostri schermi. Giocata a lungolinea, si aggrappa il giocatore alle spalle, lo porta giù, non c'è niente, si continua a giocare, tutto regalo sul direttore di gara. Oggi il signor Matteo Carolo, la sezione AIA di Palermo, è incaricato di gestire questa partita, di dirigere questa gara, questa 21esima giornata di Giovanissimi Under 14. Resta con le mani già battuta, recupera bene Di Maio, prima palla toccata da Tommaso Di Maio, viene avanti, controllo, prova andare dalle parti del 9, cerca di partire ancora, buona di qui l'iniziativa dall'attaccante del corso che avrebbe punto del portiere, si lancia uno spazio pure il compagno, palla che arriva a Visconti, cerca di andare in porta, grandissimo intervento, poi la colonna arriva, resta ancora lì Di Maio sul primo e la palla termina in rete nella serie di confusione dentro la rete di rigore, ha segnato Tommaso Di Maio dopo soltanto 2 minuti di gioco. Il Cus la sblocca, la fa con Tommaso Di Maio che riesce a trovare il buco sul primo palo con tanto di dedica, arriva il gol che vale l'1-0 del Cus Palermo. 1-0 Cus, ha segnato Di Maio dopo soltanto 2 minuti, segna Tommaso Di Maio, leva la maglietta, un atletico, potrebbe arrivare forse pure il giallo per il 7 e così ammonito Di Maio come da regolamento. Ed 1-0 per il Cus, 1-0 Cus Palermo, gol di Di Maio. Se l'è levata la potenza passata. Vabbè, lo stesso. Giallo per Di Maio dopo il gol, ha segnato la sbloccata Tommaso Di Maio. Bastano soltanto 2 minuti al gruppo di Mister Armanio per portare la partita con un gol in avanti, un gol di vantaggio. Si ricomincia da un nuovo risultato, un gol all'attivo per il Cus Palermo. La colla porta giù Visconti, giocatore che è tutta è nata la ripartenza che porterà il gol di Di Maio di qualche minuto fa. Di Maio ben riconquista, si aiuta con il compagno che cerca di lanciare in avanti, non arriva nessuno dell'Ecus, gestione calcio vicino ma la perde. Occhio, nuovamente Visconti ricerca dopo la spazzata sul lato, sarà rimessa con le mani in favore del Cus Palermo, pronto ad andare Pollara a rimetterla in gioco. La caressa contesa, alta diversione nera, alta rimessa con le mani per il Cus. Sta fare tutta in così. Io no.
cercato Visconti, non viene trovato. Palumbo nello stretto, altra deviazione ancora, l'ultimo tocco è stato in maglia nera, ha toccato per ultimo il giocatore in maglia numero 7 del calcio di Scilla, tocca deve ancora lì davanti alla propria panchina, rimessa con le mani. Oggi panchina corta nel calcio di Scilla, per soltanto un giocatore disponibile all'ingresso e gara in corso. Numeri contati, qui occhio, sbaglia Pollara, l'arbitro segna il cambio, rimessa con le mani che sarà per il calcio di Scilla, beffato dal pallone bagnato. Qui Pollara non è riuscito a indirizzarla in avanti, finisce per riconsegnarla agli avversari. Si torna dietro, si scivola dietro, lancio lungo più che può, Pelletteri vorrebbe il lato, finisce a mandare larga, rimessa con le mani che sarà per il calcio di Scilla. Recupera il Cus, si ricomincia ancora, deve difenderla Di Maio, Lucas la viene a prendere ancora sempre al centro del gioco dell'Ecos Palermo. Di Maio prova a andare in avanti, ha lasciato rimbalzare il pallone, poi recupera così Dorian San Martino. Di Maio può crederci, prende l'avversario, bene, può fare correre la colla, non arriva su questo posto, si spazza via, poi le capitana del Cus va in avanti verticale alla ricerca dei riferimenti offensivi, trovando una direzione di Visconti ma non riesce a trattenerla, quindi ancora il calcio di Scilla che va sul lato. Federico in anticipo, protagonista dell'ultima partita qui in casa giocata. Federico con la doppietta che ha acceso la partita, è passato un po' di tempo, ha bisogno di rifarsi. Federico va a duello a tu per tu con l'avversario, la strava bene, grandissima recupero da parte di Federico che ora vorrebbe lanciarsi, trova una direzione avversaria, un'altra rimessa con le mani che sarà ancora in maglia rossa per i padroni di casa, per i ragazzi di Mister Armania. Federico allontana, rimessa laterale calcio Sicilia, andrà a battere il 10, giocata corta lì, San Martino in sgancia per andare a togliere, va a contrasto, ancora serie di deviazioni. L'ultimo tocco è stato del giocatore numero 10 del calcio di Scilla, toccato per ultimo Carlo Giuliano, che andrà a mandarla oltre la linea laterale, sarà rimessa con le mani per il Ecco Spagna, pronto Federico. Tanto ribadisco, sono due tempi da 35 minuti, in quanto siamo ancora in categoria giovanissima del 14, stagione che sta per giungere al termine, con i ragazzi l'anno prossimo si lanceranno nella categoria di giovanissimi. Sta a vedere in quale gruppo, essendo che il Cus Palermo riesce a vantare anche del titolo Elite, soprattutto delle collaborazioni con le società consorelle come Real Palermo e Vis Palermo, come quest'anno sono 3 categorie di giovanissimi all'interno della grande famiglia Cus Palermo. Le ragazze del Cus Palermo di Mister Demma che giocano nella categoria di giovanissimi Elite, mentre Vis Palermo e Real Palermo pronti per i giovanissimi provinciali. Quindi vedremo quale sarà la rosa assegnata a questi ragazzi per l'anno prossimo. Possono vantare di tante rose vista la grande numero di iscrizioni e collaborazione del Cus in avanti. Visconti contro il portiere, lo salta Visconti col destro sul primo e il 2-0, il 2-0 al Cus, salta il portiere, salta Arcuri e fa 2-0. Ha segnato Visconti, quello che vale il raddoppio del Cus Palermo. Grande giocata qui di Visconti, salta il portiere, la fa secca, la mette lì sul primo palo dove aveva segnato proprio Di Maio qualche minuto fa, la rimette sempre su quel lato, posizione simile o esatta, e 2-0 Cus con la rete di Visconti che trova il raddoppio dopo Di Maio e Visconti qui a decidere quello che vale il 2-0. Segna Visconti e fa il raddoppio delle Cus, 2-0 dopo soltanto 8 minuti. Bella! Allora che naviga in mezzo al campo, spazza via il calcio di Scilla, si ricomincerà dalla porta, si ricomincerà da Barone, mentre sarà la formazione avversaria così in maglia grigia. Lungo Barone, Visconti può arrivare, lascia scorrere Visconti, non riesce a mantenere, resta ancora lì. Occhio, il gioco bagnato potrebbe pesare ora sulle due squadre, soprattutto per il calcio Scilla che si trova sotto di 2 e a lottare contro un tono di gioco non è dei migliori, più ideali con il terreno bagnato. Sappiamo la nuova struttura delle comunità di Monreale può agevolare in questo rispetto a tanti altri centri sportivi. Ora in avanti, ritorniamo in campo dalla colla che riesce ad allargare da Di Maio, non arriva, svirgola il giocatore del calcio Scilla, si ricomincerà con una rimessa con le mani che sarà per il Cus. Rimessa laterale Cus Palermo, sale Federico per andare a mettere in gioco nuovamente.
vedere avanti la Colla, vorrebbe girarsi ancora la Colla, anticipato, buona la giocata avversaria. Ora occhio alla ripartenza che contropiede, non riesce a ripartire, non riesce ad andare avanti, si ricomincerà così dalle retrovie del Cus Palermo con San Martino che si basta per ricevere e si gira leggermente spalla alla porta, viene chiuso, schermato alle spalle, l'ultimo tocco è stato proprio di San Martino, rimesso con le mani che sarà per il calcio Sicilia che potrà giocare qui sotto di noi. Giuliano andrà lungo linea, salta Federico, Di Maio allontana, San Martino può metterà giù e allargare lì dove pensava almeno ci fosse un giocatore un po' alla cieca, spalle verso quella traiettoria. La rimessa con le mani sarà buona per il calcio Sicilia, ancora Giuliano nuovamente incaricato di battere questa rimessa tra le corta. Cercata qui la corsa del riferimento offensivo del calcio Sicilia, ma la troppo lunga, resta come sotto per Barone, rinvia al fondo e qui dopo i rimbalzi, dopo la forte pioggia con i rimbalzi proprio prende velocità e scappa via. Sarà una chiave di lettura di questa partita. Quindi 2-0 Cus Palermo, fin qui Di Maio e Visconti quando siamo già nei primi 10 minuti di gara, 10ª esatta ora, fin qui decidere del 7 e del 9. Pillitteri evita il calcio d'angolo, trovando anche a rinvio dal fondo. Ottimo qui il lavoro di Pillitteri che evita di concedere corner calcio d'angolo agli avversari. Sta tiene stretta a sé questo pallone. Federico è lungo il lancio, vuole fare correre Visconti, troppo lungo, non riesce ad arrivare qui il 9 chiaramente su questa palla di Federico, buona l'idea ma non riesce a realizzare. Si ricomincerà da Arcuri che va alla metà campo, San Martino tocca, può essere servito bene il 10 Palumbo, la palla è sua Palumbo, Visconti su ogni zona del campo lì in avanti, la sinistra a destra, ora occhio al lancio, deve uscire Barone, la palla è sua, riesce a chiamarla, a farla sua Barone senza problematiche. Barone con calma va a lungo alla ricerca della metà campo avversaria, lascia rimbalzare il Cus, la prenderà Visconti che prova l'appoggio verso Palumbo, leggermente debole, l'ultimo tocco è stato il 9, cerca di stare lì ancora il calcio di Sicilia, va a chiudere, va a murare il giocatore Mai Rossa, va sul lato, autore di sinistra, lo va a prendere Di Maio, lo porta all'errore, l'ultimo tocco è stato di Giuliano, rimessa con le mani che sarà per il Cus. Non lo sconcentrare. Di Maio tocca, riesce a rimandarla in avanti qui la difesa del Cus con Pollara, va la gara ancora lì, si dimentica un po' del pallone, un po' di confusione qui su questa palla vagante, viene messo giù intanto in mezzo al campo Catanese, fallo e calcio di punizione che sarà per il Cus Palermo, per un fallo commesso da di Catanese. Batte andrà San Martino, questo calcio di punizione sotto a metà campo. San Martino, destro verso la di rigore, buona l'idea verso Federico, prima dalla Colla, voleva mettere giù col petto, non riesce a mantenerla, però poi si allarga per le braccia, riesce a passare, va la gara sempre lì vagante per il calcio di Sicilia, cerca di ripartire, arriva un'ottima chiusura qua da parte di Birriolo che concede soltanto la rimessa con le mani agli avversari, che è stata che sarà battuta dal solito Giuliano, gliela concede Puccio. Giù da corta, manca la giocata, cerca di tornare dietro da Puccio, lui che insegue, lui che si gira, la chiude però con l'aiuto di La Colla e di Catanese, riporta verso Visconti, Visconti corre, vuole mandare alla porta, Visconti contro il portiere, Visconti, il 3-0, il raddoppio personale di Visconti, doppietta trovata da Visconti, ancora tu per tu col portiere, riesce questa volta a scavalcarlo ma con uno scavetto e fa 3-0 per il Cus Palermo, Cus Palermo 3, calcio di Sicilia 0, 3-0 dopo 13 minuti, fin qui Di Maio e due volte Visconti decidono di quelle che vale il 3-0, 3 gol avanti per il Cus, hanno approcciato alla grande la partita. Approccia la benissimo la gara da Castelli Messara Armane, facendo le 3 in 13 minuti, decidono fin qui Di Maio e poi due volte Visconti, ancora in velocità, velocissimo per involarsi contro il portiere, riesce a saltare col pallonetto, altro recupero palla del Cus Palermo che ha approcciato meglio la gara, aggredito benissimo qui nella partita. Giuliano allontana sul lato opposto,
Assedio saltato, Palumbo apre, bene qui la giocata, vorrebbe andare in avanti Pirriolo, non riesce, sia dopo a vuoto, palla che ritornerà a Catanese che cerca ancora di tenerla, poi finisce forse per commettere falle, infatti è così, arriva la chiamata dell'arbitro che ferma il gioco e calcio di punizione che sarà per il calcio di Cina per un fallo commesso da Catanese. Lancio lungo, forse è troppo lungo, non può arrivare nessuno del calcio, non arriva Miosi, palla che torna comodamente da Barone. Gioca lungo il lato opposto ora, sul tentativo di ripartenza verso Visconti, c'è un anticipo da parte di Asiedo però che prova ad andare avanti verso Miosi, tenta di andare nella di rigore avversaria, c'è una buona chiusura, un'ottima chiusura di Barone, riesce ad arrivare prima dell'avversario, la palla torna ancora per il Cus. Vorrebbe uscire ancora sotto la panchina del Cus ora, Visconti non riesce a tenerlo in campo, lascia scorrere per poi però lascerà terminare fuori in rimessa con le mani per il calcio di Cile quando siamo al primo quarto d'ora di gara, 15esimo su 35 quindi questo primo tempo, 3-0 per il Cus già. Siamo alla penultima di questa stagione, di questa regular season. Ricordo che chiaramente entrambe le squadre non fanno classifica, quindi questo è stato puramente un anno di crescita, penso di confidenza con il terreno di gioco nuovo, primo anno di calcio 11, squadre che già hanno il titolo quindi non fanno classifica, ma chiaramente ci sono ambizioni, i ragazzi scendono in campo per vincere, hanno dimostrato segnandone 3 in nemmeno un quarto d'ora. È stata la cassata per il Cus Palermo dopo l'ultima azione del calcio di Ciglia. Lancia San Martino, vorrebbe Visconti, palla che torna, buona la chiusura qui di Urso, però mantenerla si aiuta con il suo compagno numero 2 Gambino che va a lottare incontro con Visconti, la strappa Gambino, Visconti cercando il recupero, bene qui l'intervento di Gambino invece lui è regolare e falloso per l'arbitro, c'è fallo commesso da Gambino, era lì a pochi passi, aveva visto la dinamica in maniera ottimale, vede e assegna calcio di rigore per il Cus Palermo che assume a fare il quarto addirittura, che vuole battere va a battere Federico, specialista dei calci piazzati delle palle inattive, almeno la sistema Federico, Conte passi, andrà a battere lui. E quindi è Federico contro Arcuri. Federico contro Arcuri, altra giocata utile di Visconti per questo calcio di rigore. Federico non riesce a saltare inizialmente, poi sulla ribattuta si va a trovare pronto, lì arriva il gol che vale il 4-0, il poker calato dal Cus Palermo. Cus Palermo 4, calcio di Ciglia 0, da calcio di rigore salva inizialmente Arcuri, buono l'intervento sulla prosecuzione del calcio di rigore, non riesce poi a mantenerla lì, resta viva per l'inserimento di Federico che fa il 4-0, arriva quindi un giocatore nuovo nel referto direttore di gara, Di Maio, Visconti e Federico pure ora, mentre il signor Carolo qui è impiegato di discutere con la panchina del calcio di Ciglia. 4-0 dopo 17 minuti, quando siamo a metà di questo primo tempo di gioco. Risultato pesantissimo per il calcio di Ciglia oggi. È lungo il lancio di Cannella, vorrebbe andare avanti, buona la copertura, si va da un lotto all'altro la Cannella a Catanese, ora Palumbo, e Leo che vuole saltare, salta l'avversario, scambia, errore qui sul doppio tocco di ritorno tra il l'8 e il 10, si ricomincia a recuperare con la gestione, ma recupera meglio così Catanese, anzi Palumbo, perdonatemi, Palumbo, Visconti, viene chiuso questa volta da Urso, tocca per ultimo il giocatore numero 5 del calcio di Ciglia, e sarà rimessa la tela per il Cus. Sale Pollara per andare a battere questa rimessa laterale. Pollara vorrebbe andare dentro l'area, trova al limite Catanese, non riesce a tenerlo, nel momento Pollara con iniziata alle spalle, vorrebbe girare sulla sedia, lo fa bene, bene Pollara, trova la giocata, Catanese scarica, due tocchi, palla per Visconti, cerca di passare, forse la tiene un po' troppo tra i piedi, finisce per perderla e cercare una ripartenza ma gli avversari, deve correre, deve tenerla Miosi, è più veloce dell'avversario, Miosi passa contro Barone, Miosi ancora, portiere fuori da palla, ma sarà lunga, non riesce a tenerla Miosi, l'ultimo tocco è stato del 9 del calcio di Ciglia. Rinvio al fondo per il Cus Palermo, rinvio al fondo Cus,
dopo l'ultimo tocco di Miosi. È proprio qua davanti. Però c'è un divieto. Pollara. Vabbè, però c'è Enza che lo avvisa. Pollara ora Billitteri si prende un rischio qui, deve recuperare San Martino, lo fa bene. Durante San Martino mette una pezza in una zona delicatissima su un'incertezza la Liga delle Cusse. Vorrebbe lanciare Palumbo, non arriva dalla colla, quella che torna da Siedu, prova ad andare davanti sulla verticale. Mio si tocca, controlla, non si gira, la tiene però lì, lotta più dell'avversario, la palla resta però tra le due maglie rosse che allontana il spazio via con Federico. Altro rigore che vale finché il 4-0, non può arrivare a Di Maio, l'ultimo tocco è nero, rimessa con le mani che sarà per il Cus Palermo. Federico gioca a lungo linea, tocca per ultimo Giuliano, rimessa la tralla che sarà ancora per Federico. Il 2 di Mister Armano, giocatore che ha deciso del calcio di rigore il 4-0 momentaneo. Quando siamo al 20° soltanto di gioco e manca un quarto d'ora alla fine del primo tempo. Federico, Giuliano ancora. Di Maio prova a prendere la palla che resta avanti in mezzo al campo, Catanese cerca di mantenerla, Palumbo non arriva, si ricomincia con dal capitano che deve difenderla, occhio con Belletteri, in maniera un po' incerta, può scaricare al portiere, viene coinvolto ancora Barone, occhio all'arrivo di Miosi, Barone con calma, con tranquillità, con la palla dai piedi dentro l'area di rigore, non riescono però a toglierle, Belletteri ancora un po' incerto, Barone mette una pezza, riesce a salvare Barone su questa conclusione non particolarmente potente, probabilmente al limite dell'area di rigore, salva Barone, qualche difficoltà nell'uscire palla al piede però dall'area c'è, almeno in queste due ultime occasioni. Occhio al liscio, Giuliano allontana, Catanese la mette Di Maio che può saltare, Di Maio tocca l'avversario, quella che torna da Federico però, Federico guarda l'inserimento di Di Maio, buona, perfetto, questo pallone servito verso Tommaso Di Maio che lascia rimbalzare. Di Maio passa bene, inventa, potrebbe andare in mezzo, Visconti la toglie quasi a Palumbo che si era lanciato per andarla a prendere, Visconti ha provato ad agganciarla, rimbalza via, non è riuscito a mantenerla qui Visconti, buona occasione per ancora il calcio del Cus Palermo e rinvia al fondo che sarà per il calcio di Ciglia, invia al portiere per la formazione ospite. Pollara lascia scorrere fuori, si tiene stretta che sta rimessa con le mani, non c'è fretta chiaramente visto il risultato per il Cus Palermo, può giocare con più calma e più lucidità. Pollara lungolinea, fa la ricerca di Visconti, allontana il giocatore del calcio di scena, dritta sulla circonvalazione, è rimessa la tralla che sarà per il Cus. Secondo me ancora C'è un giocatore a terra, c'è Visconti che è giù, signor Carlo chiama all'intervento della panchina del Cus Palermo, resta a terra Visconti intanto. Era un tuffetto. è quello che ti sente una diretta con la stessa betta del mondo. Anche se ti ragazzi vai aperto sapete limone, capito? Grazie Pasqua, glielo faccio sentire. Mamma mia. Vai in porta, non c'è. Poi si ritorna a giocare questo calcio di Ciglia con Visconti che può rientrare in campo, si riprende dopo essere uscito qualche secondo. Assiedo tratte nudo, tutto regolare, si continua ad andare, bene, passa ancora Palumbo, attenzione avversaria, si lotta nello stretto, l'ultimo tocco è stato del Cus Palermo, rimesso con le mani che sarà per il calcio di Ciglia, così come indica il direttore di gara, mentre viene invitato Armanio a rientrare nella gara tecnica, invece no, rettifica l'arbitro, ha toccato per l'ultimo il calcio di Ciglia, è stata per il Cus Palermo, aveva indicato là da campo opposta, forse un po' di confusione, comunque lasciamo scorrere. Visconti può trovare l'appoggio allo scarico della palla che torna da San Martino che vorrebbe andare dentro l'area, aspetta lì Arcuri, lascia che la palla termini fuori, evitando di controllarla così Di Maio, si ricomincia a dal fondo per il calcio di Ciglia. La posizione a Gambino, è lui che andrà a battere, Gambino
il numero 2 della formazione ospite, lungo gambino. Cerca di tenere per la che resta ancora vagante, prova a girarsi. Miosi lo fa bene, Miosi si autolancia, sarà lunga però troppo. Federico resta lì, vorrebbe una botta da fuori, occhio, è buona quell'iniziativa di Pecorella, ma trova un grandissimo intervento da parte di Barone che si distende e riesce a coglierla e fare la sua, bloccandola senza problematiche. Su un gran tiro di Pecorella che va a riconquistare ancora, poi viene messo giù, c'è fallo, vuole lasciare proseguire e condividere il vantaggio. Qui l'arbitro, non ci sono gli estremi per lasciare giocare, aveva recuperato il Cus Palermo e quindi calcio di punizione per il Calcio Sicilia, che sarà da una buona posizione, una buona mattonella lì a pochi passi dal limite dell'area di rigore, a qualche metro, non pochi passi, a qualche metro dal limite dell'area di rigore, diciamo la distanza c'è, una buona ventina di metri dalla porta di Barone. Al centro, Andrà a battere Pecorella quindi. 4 il mare richiesti da Barone, fischia l'arbitro. Pecorella col destro prende la coordinazione per andare in porta, riesce a distendersi Barone a salvare questo tiro di Pecorella, si allunga bene con la mano sinistra, la mano viene calcio d'angolo, ottimo intervento di Barone che vuole mantenere la porta inviolata quando mancano 10 minuti al termine del primo tempo regolamentare. 4-0 per il Cus ancora, calcio d'angolo, Calcio di Sicilia, battuta la bandiera di sinistra, non ci concentriamo come al solito in l'area di rigore. L'ha messo dentro verso Miosi, non arriva ancora l'area di testa, non c'è deviazione delle Cus, sarà semplice rinvio al fondo per il Cus Palermo da Barone, che potrà rimettere in gioco se è lui o con qualche suo compagno di reparto. Finché 4-0 per il Cus Palermo quando mancano 9 minuti, fin qui doppietta di Visconti, gol di Di Maio, rete di Federico che decide il 4-0. Un solo cartellone, un solo ammonito Di Maio nell'esultanza, per il resto partita correttissima. Di Maio vorrebbe andare ancora, vuole correre Tommaso Di Maio, passa bene, Di Maio ancora, cerca di andare, viene chiuso da un doppio intervento prima di Giuliano e poi di Ursa a completare il disimpegno, che la manda via nel calcio d'angolo, concedendo così un'occasione da correre dalla di destra per il Cus Palermo. In due a battere la colla e Di Maio, si allontana la colla, andrà a battere soltanto Tommaso Di Maio. Giocata corta, soluzione corta verso Federico, il suo il cross col destro in aria, Urso si è ritornato lì, Filippino lascia scorrere, si ricomincia a tornare di sinistra, destro piazzato, debole, non dà potenza all'impatto col pallone, qui la colla, si ricomincerà con il rinvio al fondo che sarà per il Calcio di Sicilia. Rinvio al portiere, Calcio di Sicilia. Federico torna in mezzo, cerca di tenere la Pecorella, non la tiene, ma la palla resta ancora nera con Cannella. Vorrebbe far correre chiusura, appena qui del capitano, chiusura di Pellitteri, la manda via rimessa con le mani che sarà per il Calcio di Sicilia. È stata la Calcio di Sicilia battuta, cerca di mantenerla lì, Barone accompagna fuori con lo sguardo, la battezza fuori Barone, mantenendo il possesso per il Cus, rinvio dal fondo che sarà per i padroni di casa, per i ragazzi di Mister Armanio. Pollara, San Martino, occhio la scorta, una zona un po' pericolosa, gliela strappa poi Levigni chiuso, un intervento qui a coprire di Birriolo, Levigni la accompagna fuori, chiudo come resto del Calcio di Sicilia secondo l'arbitro e lascerà battere questa rimessa con le mani al Cus Palermo. Federico, che ha deciso l'ultimo gol fin qui dei ragazzi di casa, quello del calcio da ribattuta di calcio di rigore. Perché non vedevo bene, c'è l'inferriata di mezzo, ve la racconto io qualora non arrivi l'inquadratura. San Martino allunga le braccia, si continua a giocare. San Martino ancora vorrebbe arrivare prima di giro sul pallone, poi sbraccia un po', va un giocatore a terra, tutto regolare, si continua ad andare ancora con la rimessa con le mani che sarà per il Cus Palermo. Resta tra le cusse Federico, Giuliano di testa in due sul pallone, arriva prima
l'8 del calcio di Sicilia su questa palla, arriva prima Cannella, duellato numero 8, non riesce a prendere la colla e spazza via Giuliano in mezzo al campo. Pecorella di testa prolunga vorrendo Miosic, una grande lettura di Pellitteri, senza dubbi dietro sul pallone, la resta a terra il capitano del Cus Palermo. Manda via Birriolo, resta con le mani che sarà per il calcio Sicilia, l'arbitro vorrà fermare il gioco per verificare le condizioni del capitano di mister Armanio. Giocatore mai numero 5 rossa Pellitteri. Momentaneamente fuori Pellitteri al momento si ricomincerà con il invio al fondo che sarà per il Cus. Mezz'ora di gara che va, 30 minuti sul cronometro, 5 allo scadere del primo tempo regolamentare, più eventuale recupero qualora l'arbitro dovesse ritenere opportuno assegnare minuti extra. Per ripetere per rinvio al fondo, errore. C'è una palla in movimento, quindi l'arbitro deve farla ripetere. E si può andare Barone. Corto, Federico. Si apre sul lato, quella che resta un po' debole lì, Di Maio riesce a pulire bene e a mettere una palla buona verso San Martino che lancia tutto. Visconti di testa fa la sponda verso l'inserimento di Pallumbo, leggermente arretrato, leggermente sfavorito sullo scontro con Asiedu per arrivare prima sul pallone. Di Maio apre le braccia, Di Maio ancora, ora viene portato giù, c'è fallo come di Di Maio e calcio di munizione che sarà per il Cus Palermo. Di Maio è uno dei giocatori più protagonisti di questo gruppo, uno dei più rilevanti, non a caso la convocazione a Mister Demma dei giovanissimi elite, anche se non capita tutta età. E la gira avanti, bella che torna dalla colla che vorrebbe correre, la colla contro Filippino, la colla a due giocatori di sopra, deve saltare in qualche modo Giuliano, trova l'appoggio per lo scarico della Di Maio, viene chiuso, un buon intervento, l'ultimo tocca stato di Puccio, è rimessa la tale che sarà per il Cus Palermo. Che sa con le mani Cus. Federico vuole andare in avanti in direzione di Giuliano, palla che torna da Filippino, Urso, poi si aiuta con Giuliano che cercherà di andare a servire con questo lancio lungo poco dopo la tre quarti dei suoi. Miosi prolunga le spalle, palla buona verso Pecorella che cerca di mantenerla. Puccio prima di Catanese, ancora Miosi cerca di lottare, viene contenuto da una doppia intervento del Cus Palermo, prima di Biriolo e contiene di Pellitteri che spazza successivamente, ma c'è un fuorigioco questa volta di La Colla, l'arbitro ferma il gioco, era in offside La Colla, palla che torna al calcio Sicilia quando siamo alle 32esime, a 3 minuti alla fine del primo tempo regolamentare sul 4-0 per il Cus. A lungo Giuliano, San Martino non la trova, Miosi scarica spalla porta, palla deviata, sporcata, deve andare a prendere prima il 2, ci arriva quindi così Gambino che cerca di fare correre ancora lungo Lina Siedo, palla troppo lunga, non può arrivare mai il suo compagno di squadra su questo passaggio. Rinvio dal fondo che sarà per il Cus, rinvio dal fondo il Cus Palermo, nuovamente Barone incaricato di metterla in gioco, giusto entrare nuovamente corto o se lancerà a lungo. Barone però, l'arbitro che solta lascia scorrere, lascia passare, fa messa ferma la palla sul rinvio dal fondo, solta, lascia giocare le direttive di gara il signor Matteo Carollo. Pollara corto, palla verso Catanese che può giocare dietro senza fretta, con calma, con voglia di far girare il pallone in mezzo al campo. Barone non trova nessuno, però palla a metà tra due mai avversari. Miosi e l'avversario che ben porta il tiro da parte di Livigny che cerca di andare sul primo, c'è una direzione di Barone che preferisce toccare e mandarla via dopo un errore in fase di uscita, una leggerezza. C'è calcio d'angolo che sta per il calcio Sicilia, tutto il calcio di Barone. Calcio che sarà battuto da Cannella. L'8 del calcio di Sicilia.
sembra Vincenzo Ronello. Cannella vuole andare forte sul secondo, occhio lo sacco di destra, non riesce a impattare nessuno, poi la gara resta ancora lì vagante con San Martino contro Siedo, mentre il corpo davanti San Martino la protegge fuori. L'ultimo tocco solo del calcio l'ha rimessa con le mani che sarà per il Cus Palermo, mentre assegna un solo minuto di recupero l'arbitro. Ancora siamo al 34esimo, vedremo se si giocherà una partita da ora oppure fino al 36. Uno di recupero ha detto l'arbitro, poi c'è cambio assegnato per una battuta errata di Pollara, di questa rimessa con le mani, si andrà rimessa laterale per il calcio di Cila, quindi sul 4-0 Cus. Federico per Montanella, Puccio cerca ancora lui, palla che torna vagante nel traffico sia di maglia rossa che di maglia grigia, ma riesce a uscire bene palla al piede delle Cus che prova a farlo con Pollara. Può andare Palumbo, vorrebbe andare lungo sulla corsa della colla, palla troppo lunga, occhio c'è pure Di Maio, ma resta più comoda per Arcuri, perché aspetta lì, palla troppo lunga di Palumbo, buona l'idea, non riesce però a realizzarla come desiderava Giuseppe Palumbo. Miosi. Pecorella, la tiene lui, Pecorella allarga tutto sulla sinistra, si fa quindi sul lato di Livigno, questo di fuori gioco, secondo l'arbitro c'è offside di Livigno, oltre la linea difensiva, oltre la linea tracciata dalla retrovia del Cus, fuori gioco di Livigno, c'è la palla nuovamente che torna alle Cus Palermo con Federico, siamo al 35esimo ora. Lungo Federico, la colla mette il corpo davanti, trattenuta poi da Giuliano, preso per mano qui la colla, quello commesso dal 10 e dall'11, commette fallo Giuliano e viene di la colla, e calcio di punizione che sarà per il Cus Palermo, giocherà fino al 36esimo, di recupera si chiede all'arbitro. Batterà Federico, è lui che batterà questo calcio di munizione, pronto al destro a girare dentro l'area di rigore, pronto al traversone Federico qui, ne chiama due in barriera Arcuri, Livigno e Puccio, il 3 e il 4 dei suoi. No. Fischia l'arbitro Federico col destro traversone, bene, perfetto, a girare perfettamente sulla testa di Visconti, questa volta non trova la porta, palla perfetta servita da Federico dritta sulla testa dei compagni, Visconti riesce a impattare, a smarcarsi degli attaccanti avversari, però questa volta non trova la porta avversaria, può passare così questo primo tempo di gara, 4-0 per il Cus, rete di Maio dopo 2 minuti, successivamente doppietta di Visconti e gol di Federico da ribattuta del calcio di rigore, può passare così questo primo tempo di gara, 4-0 Cus Palermo, ci sentiamo tra qualche minuto, non appena inizierà la seconda versione di gara tra Cus Palermo e Calcio Cila, valida per la 21esima giornata, i giovanissimi Under 14.
Eccoci qui pronti per ricominciare, pronti per riprendere, ci siamo lasciati qualche minuto fa, intervallo di circa una decina di minuti. Cus Palermo 4, calcio di Cile 0, devo fare una rettifica. Intanto a primo tempo ho chiamato il giocatore maglia numero 11 Pecorella, errore mio, Pecorella maglia numero 12, Galfani maglia numero 11, devo fare questa rettifica. Mi chiedo bene per l'errore. C'è stato cambio in porta, fuori Barone nelle Cus, dentro Principalli. Quindi cambio in porta, staffetta in porta per mister Armani. 4-0 a primo tempo, non vedo altre sostituzioni, almeno per il momento. Vediamo se ce ne saranno, ve le comunicherò a gara in corso. Cambio in porta, sembra essere anche nel calcio di Cile, sì è così. Dentro Pecorella maglia numero 12 nel calcio di Cile, dentro Principale maglia numero 12. Entrambe le panchine cambiano il portiere, può ricominciare questo Cus Palermo calcio di Cile. 4-0 per il Cus. Dopo 2 minuti di gara la partita già si era subito sbloccata con la rete di Di Maio. Successivamente 2 volte Visconti e a chiudere i 4 del primo tempo Visconti. Perdonatemi, Federico da calcio di rigore. Recupera bene Di Maio, ora si tratta nella parte opposta ai nostri schermi. L'ultimo tocco è stato del calcio di Cile, rimessa con le mani che sarà per il Cus. Federico vorrebbe andare lungolinea, c'è la deviazione di Puccio, è rimessa da lei che sarà per il Cus Palermo. Federico cerca di andare ancora, Visconti può correre contro Filippino, vorrebbe andare dentro Visconti, occhio alla deviazione del calcio di Cile. Hanno rischiato grosso qui, hanno rischiato la torrete, riesce a salvarsi Pecorella col palo e calcio d'angolo che sarà per il Cus. Occasione già dopo 1 minuto di gara, occasione per il Cus di portarsi in avanti addirittura di 5. Ora porta tanti uomini in avanti, porta 7 giocatori in area di rigore il Cus Palermo. Calcio d'angolo che sarà per il Cus. Di Maio sistema la palla alla bandierina pronta ad andare in mezzo. Con il destro uscire Di Maio alla ricerca dell'area, occhio troppo qui sul portiere, non riesce a bloccare, arriva il gol, il 5-0, la rete sembra essere di Pollara, sostiene Di Maio, e il gol che vale il 5-0, Cus Palermo 5, calcio di Cile 0, ha segnato Pollara, sì, gol di Pollara, confermo, 5-0 Cus da calcio d'angolo. Di Maio mette la palla in mezzo, ma voto Pecorella, si arriva comodo da Pollara che fa il gol che vale il 5-0. Cus Palermo 5, calcio di Cile 0, aggiunge pure un assist a referto Tommaso Di Maio per il gol di Pollara. Pellitteri torna in avanti, San Martino tenta di passare su un altro avversario, lotta meglio da terra, Canella riesce a toglierla, cerca prima sulla sinistra, deve scivolare Federico, mandarla a prendere, ancora duello 3-2, deve uscire così Principale, riesce a chiudere la corsa di Livigni. Principali corso, Di Maio se la viene a prendere, poi serve Federico sul lato, buona la palla di Di Maio, Federico prova a fare a correre Visconti, riesce a mandarla però larga, non riesce a tenerla sulla corsa di Visconti. Palla che rimbalza fuori, rimesso con le mani che sarà per il calcio, ma c'è cambio nel Cus, sostituzione del Cus Palermo. Vediamo di chi sarà il momento. Fuori Pilitteri, intanto il capitano diventerà San Martino. Fuori Pilitteri, dentro sembra essere Arato, vediamo se è così. Sì, dentro Arato, in maglia numero 13, fuori Capitan Pilitteri, dentro Arato. Si viene a posizionare in mezzo al campo, a centro campo, così San Martino scivola, la difensore centrale va dietro per far avanzare Arato, in maglia numero 13, chiude dentro il gioco. Ora chiaramente visto il risultato ampio può aumentare le rotazioni mister Armanio, c'è spazio per tutti su questo risultato, anche se la panchina è parecchio corta anche per il Cus, solo 4 in panchina nel Cus Palermo, sono Principale e Arato che già sono entrati in campo, a seguire Montalbano e Russo restano a disposizione per la panchina del Cus. Entra a differenza del calcio di Cile soltanto Parisi dopo l'ingresso in campo di Pecorella. Ok, in avanti, palla che arriva all'11, non riesce a tenerla, così la colla può allontanare, spazzarla via, ha scavalcato il catanese, recupera la palla così Galfano, può giocare dietro, recupera, vorrebbe andare a Arato, va a terra, non c'è fallo, Palumbo
Pepe Palumbo, anche la terra tutta regolare, vorrebbe andare in porta qui. Pollara riesce a trovare un buon intervento di Pecorella che va in tuffo, presa sicura l'estremo difensore del calcio di Sicilia Pecorella. La colla contro Pecorella che passa, porta scoperta, non trova però lo specchio della porta qui. La colla si lascia fare un rimbalzo prima dell'impatto, sono pronti gli altri due cambi del Cus Palermo, quindi esaurisce così slot le istituzioni mister Armario. Vediamo di chi sarà il momento. Forse si invertono Federico e Pollara, lasciare il campo così Bollare. Questa è la prima scelta di mister Armario. Fuori Pollara e fuori la colla nel Cus frontale Montalbano e mai numero 14 è Russo, quindi fuori il 3 all'11. Pollara e la colla, dentro Montalbano e Russo il 14 e 15. Quando siamo alle quinto la ripresa, a 30 minuti alla fine più eventuale recupero. 5-0 Cus Palermo. Ancora San Martino vuole aiutarsi con Federico, l'ultimo tocco è stato del giocatore numero 2 del Cus, rimessa con le mani che sarà per il calcio Sicilia. Gambino gioca a lungolina, vorrebbe Miosi, trattenuto sotto gli occhi del signor Carollo. Vede il fallo, vede la trattenuta di Birriolo, commette fallo calcio di munizione che c'è per il calcio di Sicilia. Trattiene Birriolo, Miosi, il calcio di punizione che sarà per il Cus, per il calcio di Sicilia, perdonatemi, calcio di punizione per il calcio Sicilia. Vediamo che andrà a battere. Si candida, tanto Cannella l'ha battuta, batterà lui, batterà Cannella. Questo calcio piazzato da una buona posizione per andare a sfidare addirittura Principalli. Tanti ne vuole barriere Principalli, arriva il primo, il secondo. Fin qui sono Palumbo e Arato. Arriva anche Visconti. 3 in barriera, se ne va Palumbo, restano 2. Soltanto 2 richieste da Principalli. Arrivò nel terzo, c'è un po' di confusione qui che andrà a comprare la barriera. Quindi Montalbano, Visconti e Arato. Ora per la palla sul secondo, una buona idea questa di Cannella, non riesce a battere lo specchio alla porta di Principalli. Buona intenzione dell'8 del calcio di Sicilia, sarà rinvia al portiere, rinvia al fondo che sarà per il Cus. Pronto Principalli che può giocare corto più che può da un compagno posizionato fuori dall'area di rigore. Eccolo qui servito. Viene chiamato tanto un cambio nel calcio di Sicilia, non si gioca, si resta lì, cambio dentro Parisi nel calcio di Sicilia al posto di Livigni. Fuori Livigni, maglia numero 3 del calcio di Sicilia, dentro Parisi, maglia numero 17 per la formazione ospite. Gioca corto Principalli mentre compare qualche raggio di sole che stiamo tanto desiderato in questi ultimi giorni, batte di pioggia e cielo grigio in questi primi giorni di primavera paradossalmente. Ora si continua a giocare qui con Montalbano su di noi, passa, vorrebbe saltarli tutti, viene chiuso, guarda che ritorna nuovamente da Urso, la tiene in campo Cannella. Urso prolunga in avanti, quasi la cieca, San Martino tocca ma non basta. Miosi porta giù, palla che torna da Palumbo, scarico servito, gioca pochito anche il Cus, Federico non riesce a mandare da Montalbano, palla che ritorna nelle avanzate del calcio di Sicilia. Miosi contro Birriolo, l'ultimo tocco è stato del numero 4 del Cus Palermo, sarà rimessa laterale per il calcio di Sicilia. Palla prolungata, toccata dentro l'area ma la allontana via il Cus. Cannella sul lato, cerca di mantenerla così Gambino, tocca per ultimo Palumbo, deve saltare che sarà bozzato proprio da Gambino, da qui non vediamo però quella zona. Miosi può girarsi, passa 2 ancora, Miosi controllato contro Birriolo, deve togliere da lì questa, deve spazzarla via, occhio all'arrivo di Asiedu, allontana via da Montalbano, cerca di correre contro Urso, l'ultimo tocco sembra essere stato uno di Montalbano e così fate arrivare la chiamata dell'arbitro che assegna rimessa con le mani in favore del calcio di Sicilia. Batterà Gambino. Giocato in mezzo, Urso a momenti in avanti, lascia scorrere Galfano, allontana via così il Cus. Ora occhio a Filippino, il numero 6, il difensore centrale, ultimo uomo della difesa del calcio che torna dietro, però in avanti Di Maio prova a trarla in campo, l'ultimo tocco a Calcina, si guadagna questa rimessa con le mani, bene il set delle Cus Palermo. Verso la porta che arriva una buona presa sicura
da parte di Pecorella. Blocca Pecorella rispetto a dove lanciare, va a rinvio lungo all'altezza della metà campo. Occhio, Arato non arriva, San Martino deve metterla giù. Occhio, la palla a rimbalzo, scappa via. Sedo vorrebbe lanciarsi sulla corsa, va troppo lunga, comoda per il recupero della difesa del Cus Palermo. Russo a destra trova Di Maio, salta l'uomo bene Di Maio, la tiene in campo, cerca un compagno sul lato, non trova nessuno. Sarà semplice rimessa con le mani in favore del Calcio Sicilia. Rimessa con le mani, Calcio Sicilia. Quando siamo al decimo del secondo tempo, mancano 25 alla fine, 5-0 per il Cus fin qui. Unica rete del secondo tempo trovata qualche minuto fa, circa 8 minuti fa da Pollara. Per il resto le stesse reti del primo, la rete di Di Maio, la doppietta di Visconti, il gol di Federico. Miosi lotta nel traffico, la palla è buona per il 9, bene Miosi, l'unico a riuscire a prendere, scarica dietro, poi ha cercato un lancio sull'opposto, Asedo vorrebbe arrivare, Asedo contro Palumbo, c'era il 7, cerca di puntare, se la porta verso l'interno, torna lì, ancora gioco di gambe da Asedo, passa su 2, c'è recupero però di San Martino, va fuori misura, buona giocata qui il 7 delle Calcio Sicilia. Arato lancia, poi la corsa di Visconti, posizione regolare, Visconti contro il portiere, non arriva Visconti, però arriva prima qui la chiusura, la presa sicura di Pecorella, per una gran palla servita verso l'inserimento di Visconti, non è riuscito ad arrivare il 9, è arrivato prima Pecorella che blocca, Di Maio riconquista, non arriva Visconti qui, rinvia al portiere, rinvia al fondo per il Calcio Sicilia. Rinvia al portiere Calcio Sicilia. Lungo la metà campo, Galfano trova lo scarico dietro, Cannella vorrebbe fare corrisoio, che Miosi Siedu, c'è San Martino fuori da però, San Martino mette corpo davanti, arriva prima, si allunga, Dorian San Martino, nuovo capitano, dopo l'uscita dal campo di Pillitterri, rimessa con la domenica sta per il Calcio Sicilia. Giocata corsa, può chiudere Federico, alta rimessa con le mani, sarà battuta ancora da Gambino, qui da Antonio Colli in ferita di mezzo. Gambino vuole mandare dentro, palla da un 8 all'alto, da Cannella a Catanese, poi San Martino lancia in avanti, Visconti potrebbe chiederci, Visconti ancora, eccolo qui Visconti, inseguito da Urso. Visconti contro Urso, scarica dietro, palla buona ancora, Montalbano, chiuso in mezzo dei mogli avversari, c'è un fallo commesso e da di Montalbano, il calcio punizione che sarà per il Cus Palermo, subisce fallo qui Montalbano. Rimbalza su due mogli avversarie per poi andare giù, e calcio di punizione che sarà per il Cus Palermo per un fallo commesso da di Montalbano. Batterà Federico, ha avuto già nel primo tempo lo specialista di calcio piazzato di questa squadra. Pronto Federico, mentre ne chiama due in barriera per il momento Pecorella. Infatti rettifica la posizione di Galfano, possa aggiungere anche lui in barriera e potrà andare Federico. Pronto con il destro, Federico cerca il primo palo, scavalcata la barriera, però trova un buon intervento di Pecorella che ribatte lungo, lì e Miosi prova a lanciarsi, non riesce. Cannella manda in avanti più lontano che può, palla che torna nuovamente contesa, lascia spegnere via rimessa con le mani, non può arrivare chiaramente il giocatore numero 7 del Calcio Sicilia. Galfano, palla dietro ancora, Galfano vorrebbe tenerla, resta a lungo linea, palla per Asiedu, lo aspetta Federico, lui questa palla, centro del primo volto, qui un giocatore del Calcio Sicilia, va a terra un po' stordito, l'arbitro da fermare il gioco, verificare le condizioni delle ragazze a terra, che ha preso la pallonata avvicinata sul volto, un po' stordito, si potrà riprendere ora, e a terra a Puccio. Quello che si riprende Puccio. Potrà restare in campo, non è arrivata ancora la panchina del Calcio Sicilia, quindi potrà proseguire l'aggiornamento più qui Puccio. Non c'è un dirigente in campo ancora, il 12esimo del Calcio Sicilia, poi in avanti può chiamarla principale e farla sua.
Infatti c'è il discorso ai difensori di Fiemme. Ina! Bravo! José. Lungo Principali, bene questo rinvio. Non arriva né Puccio Ma che tu! né Canella. Visconti può correre, ci arriva prima lui. Visconti ancora, può puntare il portiere. Visconti salta la persona, viene messo giù. Non c'è niente per l'arbitro. Intervento al limite, per l'arbitro è tutto regolare qui su Visconti, che si è rinvolato ancora una volta contro il portiere. Questa volta non è riuscito a trovare la porta. Quando siamo circa al quarto d'ora di questo secondo tempo, 14:30, 30 secondi da questo primo quarto d'ora della seconda frazione di gara. Montalbano arriva a supporto pure Palumbo. La tiene per il 14, Montalbano si allarga, vorrebbe saltare le due, vorrebbe saltare Livigni. Gambino, perdonatemi. Passa bene così Montalbano su Gambino, questa è lunga troppo. Cannella e la strappa, recupera, vorrebbe andare. Arato, Catanese. Cambia tutto, gioca Di Maio ancora per la doppietta, l'ha mandata alto per occasione. Di Maio ci ha provato, l'ha mandata alta di poco, rinvio dal fondo per il calcio uscito, altra occasione per passare i piedi Tommaso Di Maio, che dopo l'assist e le gol del primo tempo vorrebbe fare addirittura con la doppietta personale. Bravo! Peppe! Catanese Palumbo, Palumbo Montalbano, mette giù Montalbano, palla ricerca di Visconti, anticipato questa volta dall'intervento alle spalle di Filippino. Miosi salta bene così il 15, salta bene il russo, ora corre Miosi, passa, insiste bene Miosi, si autolancia, mette il corpo davanti San Martino che finisce lui per subire fallo. Ha preso un duro colpo qui San Martino sullo scontro con Miosi, resta a terra, c'è giallo per Miosi, giallo per il 9 delle calcio di Cile, il secondo minuto di questa gara, uno per parte, Di Maio e Miosi fin qui. A terra San Martino, e deve richiesto l'intervento in campo della panchina del Cus Palermo. A terra Duran San Martino, che nel caso in cui non dovesse continuare lui come qualsiasi suo compagno, non ci sono giocatori per sostituirlo. Lo scontro è solo duro contro Miosi. Comunque si riprenderà con un calcio di punizione dentro l'area di rigore per il Cus Palermo, dopo che si rialzerà il nuovo capitano del Cus. Si rialza San Martino, dovrà lasciare il campo momentaneamente dopo l'intervento in campo della panchina del Cus Palermo. Si può giocare ora dalle calcio di munizione dall'interno dell'area di rigore dei padroni di casa. Federico ha trovato il quarto gol del 5. Federico prova ad andare in avanti, Cannella tocca, la palla resta buona per Puccio, mentre può rientrare in campo San Martino. Puccio insiste, vorrebbe lanciare in avanti a Rato, palla lunga per la corsa di Visconti, con le può andare ancora, perfetta questa palla, Visconti lo punta, Visconti per la tripletta, e la tripletta di Visconti, il 6-0 del Cus su una grandissima palla servita qui da Rato sulla corsa di Visconti, grande assist e gran gol. Arato va sulla verticale perfetta verso Visconti, che con gamba, con corsa riesce a superare l'avversario alle spalle, andare a puntare dritto a tu per tu con Pecorella, la manda sul primo, fa 6-0, tripletta trovata rapida da Visconti, terzo gol della sua partita, il terzo di questa gara per Gabriele Visconti. Cus Palermo 6, calcio Sicilia 0. A 0 Cus, ha segnato pure Visconti, pure segnato del terzo gol di oggi. Federico, la ricerca del compagno più vicino, più corto, non lo trova però Palumbo che la riconsegna di fatto agli avversari. Gambino lancia, Mio si vorrebbe prenderla, controllato bene da Birriolo, l'ultimo tocco sarà il 4, Birriolo tocca, rimessa con le mani che sarà per Gambino. Gambino Assiedu lascia scorrere, si ricomincia come da San Martino, la palla ancora verso Montalbano, scarica corto Catanese, vorrebbe andare da Visconti, ci arriva, corre sull'otto Di Maio, non arriva a trovarlo nemmeno Montalbano, poi la carezza nel traffico per la toglie così calcio di Sicilia, per all'11 Galfano, vorrebbe accompagnare sull'otto ancora Galfano, tenta il tiro da fuori, deviato, termina largo, non può arrivarci Federico, non c'è deviazione, no, arriva dal fondo, l'ultimo tocco è stato il calcio di Sicilia, quindi semplice rinvio al portiere senza calcio d'angolo, rinvio al fondo per il Cus Palermo. Attento Pe. Palumbo scarica da Federico. Bravo. Federico San Martino ora gira bene in mezzo al campo,
in mezzo all'area di rigore il Cus Palermo senza paura di tenerla tra i piedi in quelle zone che scottano. Errore però qui di Arato, palla che torna dal 13, Arato ancora, vorrebbe lanciare verso Visconti, intendono bene due. Visconti contro Puccia, meglio il 4, palla che va troppo larga, però non riesce a tenerla in campo, in questo caso il russo. Prima è stata la che stava per il calcio di Ciglia. Scarico servito, palla al 6, tenta di mandarla in avanti Filippino, riesce ad andare bene sul lato di sinistra, così il calcio di Ciglia, direzione delle Cus, il calcio d'angolo che sarà per il calcio di Ciglia. Calcio d'angolo, riesce a tagliare solo Giuliano sulla corsa sul lato di sinistra, con l'opposto ai nostri schemi, sarà calcio d'angolo per la formazione in trasferta. Vediamo che andrà a battere, va dentro l'area di rigore così Giuliano, andrà a battere Cannella, pronto ad andare dentro l'aria. 55esimo, un quarto d'ora restante alla fine, siamo al 20esimo di questo secondo tempo di gioco, andiamo 6-0, dentro l'aria, palla spazzata via, Federico può toglierla, deve controllare Montalbano, scappa, si trova il numero, poi cross messo dentro sulla girata di Miosi, non si coordina perfettamente per andare forte in porta, riesce a bloccare, a fare la sua Principali. Sbrigo del Principale disturbato, occhio alla porta scoperta, Parisi cerca di andare dentro, non riesce a mantenerla. Di Maio trova una divazione, così è rimessa con le mani che sarà per il Cus Palermo. Rimessa con le mani Cus dopo la direzione ritagliata da Di Maio. Visconti a mantenerla buona. Puccio contro Visconti, la meglio il quarto, si ricomincia per la Tommaso Di Maio. Alta deviazione, ancora riesce a mandarla sull'avversario Di Maio. Rimessa dalla Cassara per il Cus. Sul lato lontano da noi, sul lato di destra, quella più prossima alla panchina. Ora sarà fallata per il calcio Ciglia però. Filippino vuole mandare lungo linea, Di Maio di testa senza paura, vorrebbe andare da Montalbano, non arriva però, palla che viene ancora allontanata. San Martino, prima col petto, poi di testa, ancora Dorian San Martino. Gira di prima Palumbo, non trova i compagni, palla che resta ancora buona per l'8 catanese, tenta di lanciare ancora, ora gioco un po' confuso in questi ultimi minuti, cerca di portarsi davanti il calcio Ciglia. Miosi insieme a Giuliano, alla che torna per la formazione ospite che tenta di mantenere lui. Puccio va in avanti, c'è stato un fallo precedentemente, fallo commesso da Di Maio e calcio punizione che sarà per il calcio di Ciglia. Calcio punizione ospite, Di Maio davanti la palla, dovrà concedere distanza, arriva l'arbitro del Conte Passi, si giocherà quindi dopo il fischio al signor Carollo. Pronto alla botta dentro l'area di rigore, arriva prima però Lorenzo Martino che allontana la mantiene lì. Di Maio manca il primo controllo, poi di testa allarga sul lato, giocate avanti per la corsa bene, qui il russo vuole fare correre Visconti che ci arriva, ci vuole fare Visconti, è più veloce Visconti di Urso, ma arriva lì Pecorella che se la viene a prendere. Ancora Visconti, un pericolo su queste palle lunghe, come nel gol di qualche minuto fa, trovato su assist di Arato, poteva rendersi pericoloso anche in questa dinamica. All'ultimo toccare è stato Puccio, che è stato tra le Cus, sotto gli occhi della panchina delle Cus Palermo. No, l'ultimo toccare è stato un giocatore del calcio del Cus Palermo, rimessa la mano che sarà per il calcio Ciglia, errore mio, devo rettificare. San Martino la difende lui, torna dietro con i piedi a Principali che un tocco allontana senza obiettivo andare a trovare i compagni, spazio dove più lontana che può. Ora rincorre Montalbano, la palla c'è ancora il giocatore numero 8 Canella che vuole mandare in avanti sulla verticale di Miosi, anticipato da San Martino, resta ancora lì, Galfano non impatta bene. Nuovamente Arato, palla da fuori, vorrebbe il tiro, scivola, mette la conclusione qui Parisi, invece manda la larga, non riesce a trovare la porta, rinvia al fondo che sarà per il Cus. Rinvia al fondo Cus Palermo. Giocata corta, poco fuori l'ora di rigore, lascia scorrere il catanese. Montalbano tenta di tenerla, Cannella, non Cannella, perdonatemi, poi gliela toglie. Miosi contro la seritorialità, Arato tenta di mandarla ancora sulla corsa di Visconti, forse questa volta
non arriva, infatti palla troppo, forse un po' scomoda verso Visconti, troppo defilata, troppo larga, rimessa con le mani che sarà per il calcio di Scilla che può giocare ancora a lungo volato quando mancano 11 minuti alla fine, più eventuale recupero. Anticipato Montalbano, buona giocata qui da parte di Urso che riesce a arrivare prima del 14 avversario, poi San Martino svirgola, occhio, palla che resta ancora lì, ora va giù, gioca del calcio di Scilla, non c'è niente, semplicemente questa con la mano per il Cus. L'obiettivo del Cus Palermo ora, dopo aver conseguito il vantaggio, dopo aver indirizzato la partita verso già un esito ben stabilito, sarà quello di mantenere la porta inviolata. Fin qui lo sta facendo, ce l'ha fatta a primo tempo Balona. Vediamo se il Principale riuscirà a completare pure questo compito di mantenere la porta inviolata, come lo chiamerebbero oggi all'inglese le clean sheet per Mister Armanio. Palla un po' larga, Federico sulla corsa può arrivare. Ci arriva Federico, gioca a lungolinea, Palumbo lascia scorrere, non c'è nessuno accompagnato a questa azione. L'idea sarebbe stata buona, quella di Palumbo, se avesse il compagno sul lato e accompagnava la giocata. Si ricomincerà così, con la palla regala Di Maio però, Di Maio contro Lupo Lungo, lavora per Visconti, chiuso anticipato da Urso, resta ancora lì, allontana poi Filippino, Parisi. Palla scomoda, Montalbano cerca la giocata larga tutto, Di Maio ancora, Di Maio vorrebbe andare forte in porta, finisce per scalciare l'avversario per ultimo, tocca è stato di Filippino e calcio d'angolo che sarà per il Cus Palermo. Calcio d'angolo Cus Palermo, si ritaglia un'occasione alla bandierina qui Di Maio sulla direzione di Filippino. Palla attento, non arriva nessuno, resta lunga per tutte ragazzi, maglia rossa, resta buona solo per la difesa del calciocina quando mancano 9 minuti e 30 più recupero alla fine, 6-0 Cus. Di Maio ancora, 3 persone dentro, arriva da Montalbano, la girata di prima, grande idea qui di Montalbano, riesce però a mantenerla bassa, finisce per mandarla leggermente alta, ma grandissima idea, sarà coordinato pure per lo più bene. Il numero 14 è il Cus. Occhio che c'è a terra un giocatore, sembra essere Di Maio. Di Maio fuori dal campo. Non ha più cambi, ricordo Mister Armane, solito le sostituzioni. Errore, la palla, torna la Palumbo. Giuseppe Palumbo ancora, cerca di saltarli entrambi, lo chiudono però, si ricomincerà dall'estremo difensore, dal portiere del calcio di Scilla. In tuffo, la blocca Pecorella. Interessa ancora giù Tommaso Di Maio, autore del gol che ha aperto la partita. Arato, Montalbano controlla benissimo. Montalbano cerca di andare, palla dentro, Visconti, allarga tutto, Palumbo può aprire il destro, ha cercato il primo palo, ci ha provato Giuseppe Palumbo ad aprire l'interno del piede destro. Mi aspettavo una conclusione verso il secondo, invece la mandata verso il primo alla ricerca delle buco sul primo palo, trovando però soltanto la rinvio dal fondo per il calcio Scilla quando mancano 8 minuti alla fine. Galfano, scarico per Asiedu, cerca di tenere errore ancora, palla regalata alle 14 Montalbano, come può stare con il destro, non ne trova nessuno sotto, torna la copertura, una lettura di Urso che allontana, cannella in avanti, prolunga Galfano, San Martino, palla che resta ancora in aria, volante, contro le squadre, gira per girare le spalle all'avversario, Giuliano vorrebbe il tiro verso la porta, Principali in 2 tempi, è una buona idea da parte di Giuliano, trova la presa sicura di Principali che va a lungo, trattenuto Montalbano, la ragazza una calcio Scilla vorrebbe il tiro da fuori, largo, rinvia al fondo, rinvia al portiere che sarà per Principali, il 12 del Cus Palermo. Rinvio corto, palla lì vicina alla del rigore del Cus, ma non riesce a uscire la palla che torna nuovamente a Puccia che può allargare in avanti, cerca di passare, Giuliano vorrebbe il tiro da fuori, Federico prima di Principali la va a prendere Federico che allontana lungo, in anticipo Filippino, palla in mezzo al campo, Cannella col mancino, tentati di allargare, non trova nessuno dalla direzione di Arato, palla che resta ancora avanti da Miosi, cerca di allontanare, la Miosi ancora, vorrebbe tenerla a girarsi, lo segue Birriolo, prova a portarlo fuori, Miosi c'era sul destro, troppi giocatori su lui però, Miosi ancora, può scaricare, non trova ancora i compagni, Miosi finisce per perderla però, cercato la giocata un po' intestandosi sulla giocata, non riesce a realizzarla, vorrebbe andare Montalbano, Gambino scarica il portiere, ma la palla è troppo lenta, buona stata per Visconti per il poker, è chiuso al momento del tiro, c'è una direzione calcio di Scilla.
Se così no, direzione di Visconti l'ultima. E rinvio dal fondo, non calcio d'angolo, rinvio al fondo. Ci ha provato a Visconti. Cus Palermo 6, calcio Sicilia 0 in questa 21esima giornata di giovanissimi provinciali under 14. Giovanissimi under 14 e basta. Va aperto. Palumbo portato giù, non c'è fallo, si continua a giocare. Federico sa lungo verso un po' troppo, Cannella lancia per inserimento di Giuliano, buona la palla, Giuliano porta fuori le pali, cerca di scavalcarlo, può togliere, deve togliere anzi Russo, è questo che le fa, concede soltanto il calcio d'angolo agli avversari con Principali che era uscito in maniera forse un po' anticipata. Comunque riesce a rimediare il compagno, il Russo allontana questa palla diretta verso la porta scoperta e la manda via in calcio d'angolo per il calcio di Sicilia. Quando siamo a 30 secondi agli ultimi 5. Calcio d'angolo ancora. Calcio d'angolo ancora, il secondo dalla bandiera di sinistra. Il secondo consecutivo. Porterà Cannella. Cannella a destro. Alla ricerca dell'area piccola, trova Miosi, non riesce a destra verso la porta, resta lì, vorrebbe un tiro, poi Urso, forse Pessone, e da di Montalbano, San Martino di Sturo, palla che arriva sul secondo, posizione regola per l'arbitro, Cannella va dentro, sull'inserimento di Miosi, era l'occasione per segnare, il calcio non è arrivato sull'impatto, buona idea di Cannella di metterla forte, tesa in mezzo, non è arrivato qui Miosi, e sarà quella che resta in campo, la bandiera la tiene dentro, può giocare ancora ma la perde il Cus. Cercato un cross, si ritorna da Montalbano, passa bene sull'avversario, ottima giocata del 14, poi rischia di strafarri, consegue andare a Gambino. Gambino contro Palumbo, fallo commesso del Cus Palermo, ha trattenuto Montalbano e calcio punizione che sarà per il calcio di Sicilia. Calcio punizione, calcio di Sicilia, fallo commesso da Montalbano per trattenuta. La batte andrà Puccio. Mentre il Principali sistema la barriera. Vediamo quanti ne vuole questa volta. Siamo per questi 4. Si sgancia il quarto, diventano 3. Se ne va a Catanese, va a coprire l'inserimento potenziale di Gambino entro l'area di rigore. 3 barriere richieste da Principali sono Palumbo, Birriolo e successivamente Arato. Fischia l'arbitro, palla messa dritta verso la porta, Principali riesce a salvare e ci mette la faccia nel vero senso della parola qui Principali, duro scontro con le pallone sull'impatto di Principali, occhio. Preso una botta ravvicinata sul volto di Principali che salva sul tiro ma rischia di farsi male qui. Si riprende, si rialza dopo un leggero spavento. Si rialza dopo uno spavento qui Principali. Si erano spaventati i dirigenti, entrambe le squadre, si era già subito lanciato pure quello del calcio Sicilia. Comunque si può riprendere. Gran parata di Principali, non concede ancora il gol al calcio Sicilia. Il calcio d'angolo che sarà per la formazione ospite, per la formazione in trasferta del calcio Sicilia. Andrà a battere Gambino quando mancano 2 minuti e 30 al 70esimo più eventuale recupero. Gambino vuole mandare sul secondo, Miosi non arriva. Arrivata però una botta di Cannella a un passo dal primo palo. Sembrava esserci arrivato Miosi, invece è arrivato Cannella per impattare forte tesa verso terra. Rinvio al fondo per il Cus, già battuto, Principale allarga, manda fuori tempo l'avversario. Bene qui, 68esimo, 2 minuti al 70esimo. Dio sarebbe lasciare recuperare qualcosa, l'ultimo che permette anche un recupero parecchio corto. Fallo commesso dal Cus, intanto il calcio Sicilia che potrà battere questo calcio di punizione. Corre Giuliano, vorrebbe andare in mezzo, gira verso Miosi, buono il controllo, se la porta sul destro. Miosi perde un attimo per il tiro, toglie la strappa, bene il 13, autore dell'assist sull'ultimo gol. Ora si ricomincia ancora, Di Maio che lascia correre Visconti, troppo lungo, non può arrivare nonostante la corsa di Visconti. C'è l'intervento sull'uscita
di Pecorella. Di Maio torna. Montalbano un po' timido qui, alla meglio sull'uscita Urso che esce le palla al piede, c'è il recupero però di Di Maio, palla che torna lì, Miosi in mezzo a due, finisce a perdere, Di Maio vorrebbe arrivare ancora, dopo una giocata in avanti, poi l'ha commesso però da Di Maio, poi l'ha commesso Tommaso Di Maio, il calcio di punizione che starà per il calcio di Cile quando mancano 40 secondi circa al 70°. È uscito in maniera un po' scomposta, semplicemente questa la scelta dell'arbitro, colpito un po' alto. Niente di malizioso chiaramente, calcio di punizione che sarà per il calcio di Cile. Partita correttissima, nonostante il risultato che potrebbe lasciare innervosire, soltanto 2 cartellini, uno per risultanza di Maio, semplicemente che su tutta la maglia come da regolamento arriva del giallo, e un giallo per Miosi. Partita correttissima. 6-0 Cus, che ha un passo dal trovare i 3 punti, anche se non fuori in classifica, e da mantenere la porta inviolata. L'ultimo compito, quello per completare al meglio la partita, questa 21esima, potrebbe essere l'ultima in casa, non dovrebbe essere l'ultima in casa. 70esima esatta ora, vediamo quanto lascerà recuperare l'arbitro, controlla il cronometro, non dà comunicazioni in più. Vediamo, tanto giochiamo, quindi comunque noi restiamo in partita finché non sentiamo il triplice fischio. Lancio davanti, lancio lungo, vorrebbe andarci Giuliano, principale, in prima sicura, senza mettere pensieri alla propria difesa. Russo ha preso Di Maio, vorrebbe saltare l'uomo, lo salta secco, bene qui Di Maio, cerca la palla lungolina sulla corsa di Visconti, e comunque nonostante siamo oltre i tempi regolamentari, già una segna di 3 si rende protagonista di ogni salita per andare a fare riferimento centrale di questo, delle offensive del Cus. Palombo mette bene giù, cerca di diventare bene con una grande giocata elegante, e poi Palombo non arriva per attenere la Catanese, se la perde. Cannella vorrebbe impostare, palla buona per giù, forse posizione irregolare, ha cercato qualcosa, infatti arriva la chiamatoria dell'arbitro, era fuori gioco di Giuliano, l'avevo segnalato al momento del lancio, riesce a restare sul pezzo l'arbitro. Comunque oggi ottima conduzione della partita del signor Matteo Carollo, del sezionario di Palermo, nonostante sia una categoria difficile dal punto di vista dell'arbitraggio, in cui c'è più tendenza nel mandare ragazzi alle prime armi, anche di giovane età, simile a quella dei ragazzi in campo. Intanto occhio, ha cercato il tiro Miosi su incrocio sul secondo palo, una grande conclusione, è venuta fuori di pochissimo, è venuta fuori di poco, ci ha portato Miosi. Dicevo, nonostante sia una categoria in cui vengono mandati generalmente gli arbitri alle prime armi, oppure con tendenzialmente anche ragazzi età simile ai giocatori in campo. Solta Matteo Carollo, fa la sua figura, ottimo arbitraggio. Ha chiamato anche qui dietro nella tribuna del Cus Palermo quando siamo al 72esimo, 2 minuti oltre il secondo tempo regolamentare. Tra qualche secondo potremmo salutarci. San Martino cerca di uscire palla al piede, Arato Bravo. vorrebbe Catanese, non si sente però col compagno, bella che torna ancora vacante. Arato apre il sotto di destra, Di Maio manca il primo controllo, di testa prolunga vorrebbe Visconti contro Urso. Di Maio ancora cerca di andare, viene chiuso, bella carezza ancora lì vagante, Canella lascia lì, fa scontrare gli avversari. Come sa una botta qui Tommaso Di Maio, si va a scontrare con Arato, l'arbitro deve fermare il gioco, si fa male alla testa. Vediamo, Federico allontana via, tanto porta palla Urso, ferma il gioco diretto rigare perché la condizione Di Maio si da scontrare con un compagno di squadra. Si sono scontrati Arato e Di Maio. 73esimo, 6-0 Cus, qualche istante al termine di questa 21esima giornata di giovanissimi under 14. Quella che torna in avanti, vorrebbe arrivarci Giuliano, ancora sulla sinistra Giuliano, contro le 15, passa bene, superato il Russo, passa pure col numero su Birriolo, riesce a chiudere successivamente San Martino dopo un doppio dribbling perfetto quasi di Giuliano. Poi hanno Visconti, si lancia lo spazio Di Maio, lui che viene cercato, palla per Tommaso Di Maio, ancora il Cus, ancora avanti Di Maio, prova lo scavetto, va in porta, arriva il 7-0, la doppietta di Di Maio,
apre questa partita e la chiude pure. Cus Palermo 7, Calcio Sicilia 0. Ancora funziona benissimo l'asse Di Maio Visconti. Visconti serve la corsa di Di Maio, che con lo scavetto riesce a saltare in maniera elegante le porte dell'avversario. Apre la partita e la chiude nel finale. Cus Palermo 7, Calcio Sicilia 0, 74esimo. Può passare così a questa 21esima giornata di Giovanisti Under 14. Il Cus Palermo vince, stravince il Calcio di Sicilia 7-0 per il Cus. Apre Di Maio e la chiude successivamente tripletta di Visconti, gol di Federico. E l'ultimo restante segnato, realizzato da Pollara. Può bastare così, vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per la serata. Passare insieme, un saluto alla prossima da Filippo Alonge, grazie sempre.